Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo ovviamente al Gran Premio della Cina, penultima tappa del mondiale e arriva la pole position dopo tanto, arriva la pole, ma sapevo che Cina e Brasile sono due gare iperfavorevoli, il problema è che sono praticamente fuori, cioè devo sperare che Hamilton deve fare due punti in due gare e Massa lo stesso, quindi praticamente it's impossible. Però ci siamo beccati una bella pole, secondo Kimi, terzo il buon Gigi, Pippo Massa è settimo. Magari un ritiro di Massa può darmi ancora una minima chance, anche se c'è anche Gigi Hamilton, quindi so cazzi. Pioveva leggermente in qualifica, porca che sfiga, oddio, pioggia in gara. Niente, cioè, anche nelle gare favorevoli mi va sempre male, dure da bagnato e vaffancuore. Andiamo raga, vabbè, però una gara talmente favorevole che probabilmente con la pioggia non ho problemi, perché ho avuto sfiga fino alle ultime tappe con la pioggia, certo che non siamo fortunati. Massa rischia il mondiale comunque perché Gigi è vicinissimo. Eccolo là subito. Errore del Cume. No! Ma va Gigi. Partenza orribilante. Non ci credo. Partenza disastrosa. E perdo 5. Vabbè, sto zitto che è meglio. Proprio la pioggia non mi aiuta nelle gare favorevoli, vado sempre male. You have P5, P5. Mi son pigliato Pippo che è già sesto Pippo. Quindi già Pippo, anche se vinco i punti necessari per starmi davanti matematicamente. Devo comunque salvare io la faccia. Fourth position, you're in fourth Mamma position. mia. Occhio. Mamma mia. You've dropped into P3, second place, you're in second place. Però Raikkonen è in fuga, da quanto piove qua. Pioggia incredibile qui in China, incredibile. Che sfiga, oh. Gigi Hamilton è terzo, Pippo è sesto, so cazzi. Per Pippo rischia di perdere un mondiale dominato, sempre primo, praticamente a parte una gara dove ero io primo da solo, ma purtroppo ho cannato ritirandomi su 3 gare consecutive per errori cumendiani e anche sfortuna però. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Bisogna vedere se c'ho il passo per pigliarmi Kimi, ma la vedo dura. Credo questa è la famosa gara dove Hamilton ha perso praticamente il mondiale andando ai box e è andato, come si dice, ha sbagliato la curva, l'ha presa troppo larga e ha beccato in pieno la sabbia. Non si riesco a pigliare Kimi. Ho fatto una bella pole, ma ho fatto un schifo, una partenza orribilante. Sono arrivato alle 2 gare più favorevoli male comunque, c'è troppi punti di ritardo e soprattutto una macchina che veramente se la McLaren mi dà più delusioni che gioie. Oggi finisce il 2007, altro anno senza vittorie, comincia a essere pesante. La situa comincia ad essere pesante. Vabbè, tanto Hamilton perde la posizione, attenzione. Yellow flag, speriamo sia Pippo. E che devo vincere per forza, quindi conta poco. Fastest di Kimi. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Non riesco a pigliare Raikkonen. Con la pioggia non sono chiaramente a mio agio rispetto a condizioni d'asciutto. Ho fatto una bella pole.
Vettel iBox. Vettel iBox. Yellow flag, madonna, yellow flag, yellow flag. Qualcuno sta andando ai box. Sicuramente un incidente, qualcosa, non lo so. Sto perdendo molto da Kimi purtroppo. Forse sono da gomme intermedie probabilmente in certi punti del tracciato. Va bene, i box non vado, me ne sbatto. Raikkonen mi sta dando via purtroppo tanto. Che due maroni. Non riesco. Guarda che serpentona che c'è di là, cacchio. Attenzione. Sto un po' recuperando su Kimi. Qua piove forte. Non mi sembra molto da intermedie. Pippo è settimo. Pippo è settimo. Prima che devo vincere se voglio avere la minima speranza. Ma comunque c'è Hamilton, cioè, in ogni caso non ce la faccio. Io sapete che cerco sempre di creare di creare il miracolo, ma in questo caso purtroppo due piloti davanti e io ho buttato via tanto. Potevo vincerlo in scioltezza sto mondiale. Invece tutti i ritiri nel momento clou. Vabbè. Sembra ancora il pilota che nell'era kumendiana del 98 ha vinto più mondiali. Quindi va bene così. Certo, devo capire dove andare la next season, perché in realtà ci sono molti problemi con i contratti del Kume. Sarà duro a capire. Qua la pioggia è sempre più potente. Dai, Kume, spingi. Proviamoci almeno, proviamoci. Serve il ritiro di Pippo e il ritiro di Hamilton, cosa un po' difficile. Un errore almeno. Senza la pioggia la prima posizione sicura, ma Raikkonen comunque oggi sembra volare. Domina oggi Kimi. Grosse difficoltà per Pippo, però Pippo sta veramente rischiando di perdere un mondiale. Tanto sicuramente la sosta di Webber e Vettel è per qualcosa, un incidente, boh. Yellow flag e Pippo, e Pippo. Yellow flag e Pippo, speriamo. Un errore, quindi non un ritiro, speriamo sia Pippo. Raikkonen non lo riesco a prendere. Devo sperare in un crollo delle prestazioni di Kimi. Mamma mia. Brutta sbavatura qua del Kume. Kimi si sveglia proprio adesso, grazie. Non una bella notizia purtroppo.
Sì, sì, la distanza è quella, forse ho perso qualcosa, non lo so. Vediamo se ho guadagnato 1 millimetro. Bella. Pippo è quinto, addirittura guadagna una position. Quindi anche da primo non cambia niente, è finita. Tutto finito purtroppo, tutto finito, mondiale ufficialmente andato, anche se vinciamo. Tanto non prendo neanche Kimi, cioè. Non vinco neanche una delle gare più favorevoli per Veneziano. Gara strana poi, 8 secondi da Kovanainen, boh. Massa sta cercando di recuperare ovviamente perché non vuole perdere il mondiale. Un mondiale che forse merita Pippo, per carità. Però lo abbiamo buttato via un po' anche noi, purtroppo. Con prestazioni ridicole in 4 gare, 0 punti, cioè. È anche difficile vincere un mondiale così. Siamo a metà gara, anche meno in realtà. Qua recupero qualcosa. Attenzione, Massa quarto, Hamilton quinto, incredibile. Massa supera tutti, scatenato Pippo. Da settimo a quarto. E adesso sì che Massa sta ipotecando il titolo invece. Sta cambiando tutto. La Ferrari può tornare dal successo del mondiale piloti. Ultima vittoria proprio del Cume. Bella gara dietro qua, un po' una merda, ma... Niente, nel primo settore perdiamo troppo, purtroppo. Scusate il gioco di parole. No pass, no pass. Una buona macchina, ma che non sufficiente per il titolo. Anche se, ripeto, bastava qualche punto in più in gare dove ho fatto errori scandalosi. E vabbè, e portavo a casa il quinto titolo. Io nel secondo e terzo settore recupero tantissimo nel primo. Attenzione, no, ha problemi Pippo. Kimi. Ha problemi Kimi. È andato lentissimo in questo giro. Ho recuperato 2 secondi secondo me in sto giro, non so, incredibile. Just 3 laps to go now, 3 laps. Il problema è che Massa è scatenato Pippo. Stagione da incorniciare per Pippo. Yellow flag, ma non è Pippo. Yellow flag, ma non è Pippo. Fuori Sato. Dai fiori, dai. Vedo un po' più vicino Pippo, ragazzi. Cioè, Kimi, scusate.
Sono un po' ossessionato da Pippo, perché non mi aspettavo Pippo così competitivo. Ho recuperato bene qua. Sto massacrando Kovalainen, ma... ho 19 punti da massa. Bandiera gialla, ma non è Pippo. Two laps left. Next time by will be your final lap. Crisi nera di Gigi, sesto Gigi, signori. Sesto Gigi, il mondiale. Ce l'ha veramente adesso in pugno Pippo. Il mondiale è in mano a Pippo. Incredibile. Incredibile, Beppe. Incredibile. Io speravo di vincere oggi, ma niente da fare. Raikkonen di un altro pianeta oggi. Mamma mia, che rischio qua. Sarebbe fondamentale il ritiro di Massa, ma pochi ritiri anche in sta stagione. Un errore. Adesso inizia l'ultimo giro. Mamma mia, qua l'ho presa veramente al limite. Che beccare la pioggia è questo, veramente un colpo di sfiga atrocissimo. This is your final lap of the race. Final lap of the race. No, no, adesso dai. Prendiamoci un bel podio, dai, almeno. Forse non ha vinto ancora matematicamente Pippo, ma manca poco. Mentre comunque dalla McLaren sfortuna. Comunque il Kuma ha detto che insomma non è un arrivederci con la McLaren, perché vuole vincere anche McLaren. Vuole vincere le tre scuderie più importanti: Ferrari, Williams e McLaren. Quindi torneremo sicuramente in McLaren, ma il contratto non sarà rinnovato. Vince la grande Kimi. Complimenti a Kimi Raikkonen, che era forse il favorito numero uno della Ferrari per questa season. No. Sbavatura alla fine. Ma va bene così. Dai, un secondo posto che comunque ci dimostra che ci siamo ancora. Purtroppo ho perso troppi punti nelle gare precedenti. Il ganador però è Kimi Raikkonen. Bravo Kimi. Ragazzi, a Pippo Massa bastano 2 punti per lograrsi campione proprio in casa a Interlagos. Gigi Hamilton è terzo
noi alla fine siamo quinti. Quindi qualifica non positiva in una gara iperfavorevole, ma va bene, ormai il mondiale è così. Gustiamoci Pippo Lewis. Ripeto, a Pippo bastano 2 fottutissimi punti. Non è prevista pioggia, perché chiaramente... Ok. Andiamo, raga. Andiamo. Vediamo di chiudere bene il mondiale. Comunque il contratto c'è. Però a fine gara vi svelo tutto. Clutch out, we're green. Fourth position, you're in fourth position. You've moved down the the order into P4. Incredibile, incredibile. Fourth position. Ma va a cagare. Ma vaffanculo. Ma è proprio Massa o Massa Raikkonen. You've fallen down to P21. Ma va a cagare. We've dropped to P22. You're in P22. Pazzesco. Ma che cazzo mi va all'interno? Ero all'esterno, io Pippo mi chiude. Coglione, ti perdi il mondiale così, cazzi tuoi. Cazzi di Pippo. Non ho parole, Beppe, non ho parole. Pippo si ciuccia il mondiale. Rischia di vincerlo Gigi Hamilton, non ho parole. Classico culo di Hamilton, che però Hamilton, perché non è Lewis Hamilton ma Gigi Hamilton, deve arrivare, cioè deve fare almeno come si dice, a 8 punti di svantaggio. No, deve vincere per forza, perché se fa più 8 comunque a parità di punti vince Pippo per le vittorie nel mondiale di quest'anno. Quindi comunque deve vincere Pippo per forza. Sì, Luigi, scusate. Non ho parole per descrivere Massa, però. In questo momento Gigi è campione per 2 punti. C'è Massa per fare una mossa del cazzo, rischia di inchiappettarsi il mondiale. E lo vince quel Gigione Hamilton, che sinceramente mi sta un po' sui maroni. Anche se c'è la Ferrari, quindi nella realtà devo anche tifarlo, perché si tifa Ferrari ovviamente, però lo merita Massa il titolo. Ma ha fatto una stronzata, io non ho fatto nulla, ragazzi, cioè, mi dispiace, ma mi sento incolpevole. Infatti che non ho sentito Team Radio contro di me. Invece la McLaren bastano 2 punti per vincere il costruttori. You're in P21. Fastest di Gigi, incredibile Gigi. Dopo il contrario delle realtà, Gigi sta vincendo il mondiale in rimonta così all'ultima gara. Ok, good. Pippo ci sta provando, ovviamente Interlagos è una bolgia e tutti contro Veneziano. Comunque non accettano di vedere Pippo così indietro, ma non è colpa mia, ragazzi, mi dispiace. You're in P19. P19. Proprio Pippo ha fatto una cosa che non doveva fare. La tensione probabilmente della gara in casa, l'ultima, ci può stare. Ma errore abbastanza scandaloso di Pippo. Dai Pippo, supera l'altra, sì, ma non è un grande passo Pippo. Adesso la McLaren sta ipotecando entrambi i titoli, è incredibile. Culo di Hamilton senza precedenti comunque. Mai beccato Pippo in tutto il mondiale. Cosa ho fatto? Ma che sorpasso ho fatto, ragazzi? Sorpasso devastante anche su Pippo.
Interlagos, cioè, potevo vincerla, cazzo. Cioè, mi girano anche i marroni, volevo salutare la McLaren come si deve, invece niente. Preferivo la vittoria di Massa, ovviamente, così vince il mio rivale. Come Raikkonen, non è proprio positivissima la cosa, Quindi la McLaren così anche, come si dice, va a cagare. Come si dice, la McLaren si sente anche forte adesso, perché dice in 2 anni adesso non mi ricordo l'anno di Raikkonen, di McLaren non mi ricordo, forse no, sono passati anni, non mi ricordo. Beh, comunque in ogni caso se vince il mio rivale e compagno di squadra mi giri i coglioni, scusate il francesismo, ma attenzione, Raikkonen, no, non è vero, Hamilton è secondo. In questo momento il campione a pari merito, penso un altro mondiale a pari merito, non ci credo, hanno vinto uno così. Il mondiale in questo momento è di Pippo. You have P15, P15. Non ci credo, Hamilton sta perdendo l'occasione della vita. A parità di punti ovviamente vince Massa per le vittorie. In questo momento pari merito. Io sto rimontando, ma non arriverò. Attenzione, problemi. We're in P. That's moved us up into P13. Problemi per qualcuno, non ho visto chi però. Incredibile mondiale. Per gli altri purtroppo. 1-3 ragazzi, Hamilton se lo sta mangiando il mondiale a pari merito. Io sto arrivando. P12, we have P12. Ralf Schumacher fuori. Guarda come mi chiude Webber. You're in P11, you've taken P11. Un po' aggressivo qua veneziano. Voglio rimontare, cazzo. Era una vittoria sicura. Anche se dovevo lasciare la Hamilton, cioè con Gigi secondo, dovevo lasciare la vittoria a lui. Scusate raga, ma sono concentrato e sparo più cagate del solito. Pippo comunque non sta rimontando niente, problemi per Pippo, non sicuramente una gara positiva. Attenzione Gigi sta rimontando in maniera incredibile, per essere recuperato più di un secondo in un giro. We're in 10th position. Il Kuma è scatenato. Fernando Kuma sta facendo un garone dopo l'incidente causato da Pippo. Spero veramente che Pippo possa vincere il mondiale, non deve vincere il mio compagno di squadra assolutamente, proprio da buon sportivo. Voglio salutare la McLaren almeno andando a punti, spero. Osso duro Coulthard, che ha vinto un mondiale nell'era Cume. L'era Cume parte dal 98. Guarda Coulthard, dai, Coulthard un po' di coglione. Coulthard. Just 3 laps to go now, 3 laps. Torna un secondo Gigi. You're in 9th position. Massa 12esimo, sta rimontando anche bene Pippo, ma penso
Troppi pochi giri per arrivare almeno ottavo. No, nono basterebbe in realtà. No. Ma tanto in questo momento Gigi è secondo. Il mondiale costruttori invece ormai è praticamente matematicamente nostro. Anzi, sicuramente, perché Massa non può arrivare secondo. La McLaren, cioè la Ferrari doveva fare 18 punti sicuri, quindi yellow flag. Ne voglio chiudere almeno con un punticino irridato. Adesso vediamo le classifiche, ma Kimi sembra saldamente al comando. Kimi sta salvando il culo a Pippo. 2 laps left. Next time by will be your final Kimi lap. si è svegliato nelle ultime gare, ragazzi. Massa comunque 11°, vicinissimo alla zona punti. Però mancano pochi giri. Dai ragazzi, dai. Prendiamoci almeno un point. Massa è vicinissimo a vincere il titolo mondiale. Complimenti a Pippo. Se lo merita. Pippo se lo merita. Gara thriller però, o trailer, lascio voi la scelta. This is your final lap. Final lap of the race. Attenzione a Rosbiff. 8th place. You're in 8th place. Bella rimonta, bravo Kuma. Nonostante veramente l'errore di Pippo, perché continuo a dire che l'errore è di Pippo. Dopo mi sparo il replay e vediamo. Tanto appena vediamo la vittoria di Raikkonen. No, che goldon. Mamma mia. Che pippone, ragazzi. Stavo cappellando l'ultimo giro, alla fine prendo solo un punto, ma quello che basta per salutare. Pippo nono, ma il campione del mondo è Pippo Massa a pari punti con Gigi Hamilton. Ragazzi, finisce la stagione e Pippo vince per più vittorie nell'anno 2007, quindi Pippo Massa campione del mondo, secondo Gigi Hamilton, terzo veneziano Alonso con 88, buon mondiale. Raikkonen 69 rimontato alla fine, Kovalainen, Heidfeld e tutti gli altri. Costruttori vinciamo noi, non dominando, ma vinciamo noi alla grande comunque, quindi portiamo a casa il titolo costruttori. Più vittorie, Massa, ragazzi, ha meritato con 6 vittorie, noi 5, incredibilmente, non siamo neanche secondi, pazzesco. Hamilton solo 2, anche il buon Raikkonen, nelle ultime 2 gare, ha fatto 2 vittorie. Ferrari più vittorie totali 8-7, 2 Renault. Pole totali vince Hamilton, invece bravo Hamilton. Con Veneziano e Alonso non benissimo, comunque Pippo 4, McLaren fa più pole, no, stesse pole della Ferrari, ok. Noi chiudiamo dopo 17 gare con 5 vittorie, 3 pole, 9 podi e 3 ritiri, tutti purtroppo alla fine, ed è come la stagione 2000, a pari merito Michael Kume o Kume Maker, insomma. Vinciamo nel mondiale con 81 punti, Barrichello 81, ma aveva meno vittorie se non erro. Barrichello 4, noi 5 in realtà solo per una, veramente. In caso con le pole comunque stradominavamo le pole, però
tutto un mondiale incredibile. Questo anche perché, ragazzi, guardate Hakkinen 79, 200 piloti in 2 punti, ma parliamo di ormai 7 anni fa. Buono, raga, quindi andiamo a vedere l'Albo d'Oro, vediamo Pippo Massa che si aggiudica il mondiale dopo 3 stagioni. La Ferrari rivince il mondo dei piloti. Veneziano non vince nulla da ben 3 fottutissimi anni. E la cosa non mi sta piacendo molto. Comunque ho perso contro... con Raikkonen ho perso contro il mio compagno di squadra quella volta. Vabbè, quindi nell'Albo d'Oro c'è Pippo. Nella costruttori invece vinciamo noi, quindi McLaren 3 vittorie totali dal 98 dall'era Cume. E la Ferrari però il costruttore non lo vince da ben 4 anni. Nelle vittorie totali ancora dominiamo la scena. La Ferrari domina incontrastata. Nelle pole totali dominiamo sempre. E anche la Ferrari domina nelle pole di squadra. Dopo 173 gare abbiamo 51 vittorie, 49 pole, 88 podi, però anche 49 fottutissimi ritiri. Quindi noi abbiamo 51-49, esatto, 49 e 51. Perfetto. Raga, il prossimo anno ho un contratto di 2 anni con la Renault, sempre con Alonso, quindi sarà sempre Fernando Cume. E dopo i 2 anni vediamo, non ho nessun obiettivo, cioè ho 2 anni, posso opzionarne anche altri, ma... forse l'obiettivo del Cume è un altro per la stagione 2010, ma quella è un'altra storia. Intanto mi sparo 2 anni Renault, sarà dura vincere il mondiale, ma ci provo. Ciao!